Gentili amici appassionati, ben ritrovati a Claudio Costanzo per il match di cartello della 21esima giornata del campionato di promozione siciliana che vedeva nel turno infrasettimanale allo stadio di Via Olimpia in Giammoro la sfida tra Tirrenia e Ionica, rispettivamente seconda e prima forza del campionato. Padroni di casa di Mister Bitto reduci dall'ottima vittoria per 2-3 sul campo dell'Ineri Mister Bianco, che gli ha permesso di salire a quota 43 punti in classifica e scavalcare il Terme Vigliatore, ospite di Mister Moschella, che hanno anch'essi portato a casa una netta vittoria nell'ultima uscita per 3-0 tra le mura amiche contro l'Aci Sant'Antonio, che gli ha permesso di salire a quota 48 punti a più 5 sugli avversari odierni, 39 le reti all'attivo per i giallorossi, che ne fanno il secondo miglior attacco del campionato proprio dietro la Tirrenia, che conduce a quota 40, solo 10 le reti al passivo. Dirige l'incontro il signor Francesco Comito della sezione di Messina, suoi assistenti Salvatore De Pasquale e Marco Giuliani, entrambi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Per i padroni di casa nessuna sconfitta tra le mura amiche, 8 vittorie e 2 pareggi infatti al comunale di Giammoro per la Tirrenia Calcio. Dando un'occhiata ai 22 che si sono affrontati in campo, troviamo per i padroni di casa Bucca, Mazzua, Golli, Biondo, Pandolfo, Spelzai, Pitrone, La Spada, Pino, Aloe e Zurca. Risponde la Ionica col solito 4-3-3 con Gugliotta e Trepali, linea difensiva formata da destra verso sinistra da Loria, San Filippo, Erasimenco e Lombardo, Smiroldo e Monaco ad agire ai lati di Cambria, Tridente con Galletta, Aricò e Savoca. Uno sguardo al cronometro per il signor Comito e si può partire. Il primo tentativo è di marca locale, con questo tentativo di Agolli facilmente preda di Gugliotta, risposta della Ionica all'altro lato con questo cross del sempreverde Loria dalla destra, e attento Bucca in presa alta a far sua la sfera, ancora Tirrenia che ci prova dal binario mancino con Aloe che prova a pescare sul secondo palo un compagno, non è riuscito Pitrone a chiudere, trovare la deviazione verso la porta avversaria, all'altro lato solida bel taglio di Savoca servito splendidamente da Aricò, il suo tentativo col mancino termina largo, poi ci proverà Smiroldo con questo destro a giro che fa la barba all'incrocio dei pali. Si stanno studiando le squadre in questo inizio di gara quando la Tirrenia ha una buona occasione con questo tentativo di Zurca che testa i riflessi di Gugliotta e agile come un felino a rifugiarsi in corner il giovane portiere classe 99 di Mister Moschella, provvidenziale il suo intervento in questo caso. Dall'altro lato la Ionica trova questo rilancio lungo di Erasimenco, Arachiri di Bucca, si avventa sul pallone Galletta che centrerà anche la traversa, gioco fermo. Si era alzata infatti la bandiera dell'assistente del signor Comito. Tirrenia che dagli sviluppi un calcio d'angolo troverà il gol del vantaggio, lavora bene un pallone sulla destra, palla sul secondo palo dove c'è Zurca, la palla carambola sul palo, resta lì, la spinge in porta quando sembrava già aver oltrepassato la linea un compagno. Il gol è da assegnare a Elias Zurca, numero 21 della Tirrenia, che porta in vantaggio i padroni di casa. Al 41esimo minuto di gioco cambia il parziale al comunale di Giammoro. Ionica che ora soffre le offensive della Tirrenia e qui con Aloe va via a San Filippo, viene atterrato proprio dal numero 5 di Mister Moschella. Non ha dubbi il signor Comito che indica il dischetto, anche se dal nostro rallenti sembrava iniziare fuori dall'area di rigore il fallo per poi concretizzarsi nei 18 metri. Non ha avuto dubbi però il direttore di gara, che decreta così la massima punizione e cartellino rosso per San Filippo. Ionica in 10, alla battuta va lo stesso Aloe che spiazza Gugliotta per il raddoppio della Tirrenia, che al 44esimo minuto di gioco conduce per 2-0 grazie alle reti di Zurca e Aloe, ed è pure in superiorità numerica complice l'espulsione di San Filippo. Di lì a poco il duplice fischio del signor Comito manda le squadre a riposo, come già detto, sul risultato di 2-0. Un po' di nervosismo tra gli ospiti, che ora sono chiamati a una vera e propria impresa nel secondo tempo. Qualche consiglio da parte della propria coppia di allenatori Moschella Frazzica negli spogliatoi per provare a destare i giallorossi. Tornano in campo infatti con un altro piglio i ragazzi del presidente Saglimbene, quando la gara però sembra essere già compromessa. Un'occhiata al cronometro del signor Comito e possiamo passare a raccontarvi quanto è accaduto nella ripresa. Tirrenia che ora attacca a sinistra verso destra e ci proverà soprattutto sul calcio piazzato la Ionica con Erasimenco che scodella dentro, la palla resta lì per questo tentativo di Cambria contrato. Finisce facile preda di Bucca, dall'altro lato risponde la Tirrenia sempre con Aloe sugli scudi e prova a mettere dentro per un compagno, non trova la deviazione vincente, in questo caso Pino col mancino. Si allargano le maglie della Ionica, Tirrenia che trova spazio tra le linee e sempre con Pino ci ha provato dai 25 metri, è terminato largo il suo tentativo, ha una buona occasione all'altro lato la squadra in giallorosso, è totalmente sballato però il tentativo di Davide Aricò.
Il suo tiro a giro terminerà sul fondo, lascerà campo anche al compagno di squadra Marchiafava. Prova a dare un po' di dinamismo al proprio reparto offensivo mister Moschella, quando è ancora Bucca che è tanto avventato quanto fortunato in questa uscita a vuoto. Dall'altro lato la Tirrenia si rende pericolosa col neoentrato Schepisi. Dopo una percussione centrale il suo destro termina largo. Ultimi tentativi per la formazione giallorossa con Savoca che prova a mettere dentro per l'omonimo Giuseppe, che non riesce a deviare sul primo palo. Altro cambio con Savoca che lascia spazio alla Forgia. Nei minuti finali proverà a dare minutaggio all'intera rosa, infatti mister Moschella qui Marchiafava prova a mettere dentro, ottima triangolazione che libera al destro Monaco, totalmente sballato il suo tentativo. Giornata da dimenticare per la Ionica quest'oggi al Comunale di Giammoro. Anche Cambria lascerà spazio a Mifa. Quando siamo al 39esimo minuto della ripresa, nel finale scampoli di gara anche per Matteo Casale, che entra al posto di Marco Loria per posizionarsi sul binario destro. Proprio nei minuti di recupero avrà un'ottima occasione Ciccio Monaco e prova ad andare al lato di Bucca coi pugni, e attento l'estremo difensore della Tirrenia. Non accadrà molto altro in campo, solo il triplice fischio del signor Comido di Messina che sancisce la fine delle controversie. Termina al Comunale in via Olimpia di Giammoro, Tirrenia 2, Ionica 0, decidono eredi di Zurka e Aloe. La Tirrenia si porta pericolosamente a -2 dalla Ionica e può festeggiare un risultato importantissimo, campionato riaperto. Augurandosi allora una lieta visione a Claudio Costanzo, non resta che ringraziarvi e darvi appuntamento a questo sabato per il prossimo servizio.